Cosa ne pensa lei? Sarebbe da riaprire questa raccolta firme? Sì, è da riaprire certamente, ma però bisognerebbe anche che fossero ascoltate. La prima tranche di 3.000 firme è stata consegnata al DG dell'Ul7 Carlo Bramezza direttamente al San Bassiano, poi in Consiglio regionale del Veneto. Dietro ognuna di quelle firme c'è la voce di un cittadino che vuol far sentire la propria opinione, la propria esperienza, il proprio disappunto sul San Bassiano e sull'azienda sanitaria pedemontana. 3.000 firme che sono arrivate come un'onda portando in piazza quel che non funziona della sanità bassanese e del territorio. Ma non è finita, la gente vuol tornare a parlare di Ul7, del San Bassiano, della disorganizzazione e di quel che non va. E allora via, neanche il tempo di tornare dalle vacanze e già si cercano i banchetti, i fogli da riempire, qualcuno che ascolti quel che c'è da dire. Senz'altro sono d'accordo pienamente su queste cose. No, non va bene così, bisogna riaprire senz'altro perché così non va bene. Questo è il mio modesto e sommesso avviso. E c'è anche chi suggerisce che con le imminenti elezioni i problemi della sanità potrebbero rappresentare un nervo scoperto per tutti gli schieramenti. Certo, rifatte, perché adesso ci sono le elezioni, magari sono più sensibili a queste cose. Provate. Lei andrebbe a firmare? Ma certo. Agosto è ormai agli sgoccioli, ma gli organizzatori della petizione sono già stati tirati più volte per la giacca dai cittadini che hanno bisogno di risposte. Risposte che non arrivano quando il silenzio non è più un'opzione, ma i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti.